Mister, è una partita, almeno dalla parte mia, da parte del commento, una partita, devo dire, entusiasmante. Peccato il risultato finale. Il primo tempo, ma magari mi sbaglio, avete cercato di imporre il vostro gioco e fino a un certo punto ci siete anche riusciti. Poi cosa è successo? Buonasera a tutti. Sì, la partita è stata secondo me intensa, si è giocato tanto, ci sono create tantissime opportunità, però vabbè, ci sono stati due portieri che hanno parato tanto e purtroppo, come ti dico, anche in qualche altra partita, quando non fai gol sicuramente va a complicare un po' tutto, però penso che nel primo tempo abbiamo, come dici tu, ci siamo organizzati parecchio bene, siamo andati all'inizio in vantaggio e poi non siamo riusciti a finalizzare quello che si aveva creato. Quindi, poi secondo tempo siamo partiti più grinta sicuramente che intelligenza, ma penso che siamo stati vicini tante volte. Peccato che questo gol non è arrivato, noi ci credevamo tanto in dare questi 3 punti per noi, penso che era molto importante per la classifica, per andare a fare delle feste in un altro modo, però va bene, si prende questa, eh, diciamo che tante cose positive e domani si continuerà a lavorare tranquillamente. Beh, il secondo gol, il secondo gol è arrivato a 3 minuti alla fine, pochi minuti alla fine, ci abbiamo creduto tanto e i ragazzi hanno veramente tirato fuori tutta la grinta negli ultimi minuti, probabilmente non è stato abbastanza. Sì, sì, e poi penso che loro hanno avuto la possibilità della punizione di prima, noi no, c'erano tanti falli che purtroppo non si hanno fischiato e quindi anche lì abbiamo trovato qualche difficoltà, però vabbè, alla fine, come ti dico, sicuramente ci sono state tante cose positive, la squadra lo ha dato tutto e sono molto orgoglioso di tutti i ragazzi e quindi niente, si continuerà a lavorare, questo sta iniziando, quindi vediamo ancora di continuare a crescere. Beh, questa comunque era la quarta giornata, mister, abbiamo ancora il campionato è lunghissimo, ci rivediamo a gennaio a Correggio e con la prima partita, prima in classifica, sarà tosta, ma noi ce la metteremo tutta, no? Di sicuro abbiamo tanti giorni per lavorare, un po' di riposo, tanto per lavorare e sicuramente andremo là a cercare i punti come si fa in ogni partita e per quello che si sta lavorando. E quindi grazie e buone feste a tutti e ci vediamo là a Correggio. E allora, Feliz Navidad, ci vediamo a gennaio. Muchas gracias.